Un saluto a tutti i nostri amici telespettatori da quota 1655 di Monte Verena. Ben trovati in un nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra. Oggi parleremo di sci alpino, di una nuovissima attività per quanto riguarda la mountain bike nel periodo invernale. Parleremo di sicurezza e di tante altre cose. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. In questo momento ci troviamo nel comprensorio turistico Verena 2000 con Franco Paganin, maestro di sci, nonché tour operator, per parlare di quella che è l'offerta dello sci da discesa in questo comprensorio. Beh, innanzitutto devo dire che il nostro comprensorio è particolarmente vocato per coloro che devono iniziare. Vediamo alle nostre spalle un bellissimo tapis roulant con delle piste facilissime per coloro che devono fare i primi approcci alla neve. Poi si passa a un baby, poi altre piste. La caratteristica del comprensorio è quella di avere delle piste anche impegnative, però con molte variabili, molte varianti che possono essere percorse da tutti, molto larghe, quindi ecco, assolutamente idonee per chi deve imparare sia la tecnica dello sci o sia la tecnica dello snowboard. Possiamo dire una montagna sicura? Assolutamente sì, noi la proponiamo come una montagna sicura anche perché seppur sono tante le piste in questo comprensorio, tutte le piste convergono a valle e questo fa sì che effettivamente non ci si perda, non si vada a finire in posti spiacevoli, soprattutto questo è una garanzia per le famiglie dove ci sono dei bambini che possono magari andare sulle piste da soli, comunque arrivano sempre comunque a valle, questa è una cosa molto molto importante. Il paradiso per le famiglie e per i bambini. Sicuramente paradiso per le famiglie perché poi ci sono tante strutture, ripeto, tapis roulant, baby. Noi come comprensorio proponiamo anche un mini club per i bambini con la possibilità di fare addirittura mangiare con gli animatori dopo aver fatto le lezioni con i maestri, quindi una serie di plus che veramente rendono questo comprensorio veramente una cosa molto importante, molto valida per le famiglie. Poi per quanto riguarda anche gli sciatori di alto livello trovano comunque delle piste di buon livello, piste anche difficili, impegnative, sempre molto ben tenute e ripeto molto larghe, questa è una cosa molto importante perché le piste larghe sono fruibili, sono godibili da tutti e sono veramente molto importanti. A quanti anni è che si può iniziare, Franco, questa attività sportiva? Normalmente i bambini iniziano a 4 anni. 4 anni è un po' più difficile, cioè già da 4 a 5 si vede già la differenza, però 4 anni già riescono tranquillamente a imparare lo spazzaneve e percorrere tranquillamente le piste. Poi i bambini piccoli, avendo il baricentro così basso, cadono, si rialzano con una facilità estrema, quindi è veramente molto facile per loro imparare. Naturalmente a quell'età, 4 anni, deve essere tutto visto come un gioco. Assolutamente sì. Noi maestri di sci facciamo dei corsi di specializzazione all'insegnamento ai bambini e proprio tutto viene proposto come un gioco e come un gioco i bambini lo devono recepire, assolutamente mai nessun tipo di imposizione né da parte dei genitori né da parte nostra, quindi i bambini devono giocare sulla neve e ci si divertono senz'altro molto. Voi possiamo dirlo, siete un po' l'esempio, voi maestri di sci dell'altopiano, un po' l'esempio di quello che è l'evoluzione del vostro lavoro, un maestro di sci a 360 gradi, un maestro di sci sì che insegna a sciare ma che poi fa anche un po' l'animatore per quelle persone che scelgono questa località per trascorrere qualche giorno di vacanza per la settimana bianca. Allora, io parto da un presupposto, le proposte turistiche sono veramente tantissime, le concorrenze sono tantissime, quindi noi
come maestri di sci, e devo dire poi in seconda battuta come tour operator. Noi siamo dei tour operator, io e i fratelli, l'EPC Venga Asiago Neve, abbiamo interpretato la nostra professione come una volontà di fidelizzare i nostri clienti. Quindi assolutamente i nostri clienti devono essere soddisfatti della vacanza che scelgono sulle piste, e quindi abbiamo scelto un comprensorio chiaramente di rilievo in questo senso, ma non solo sulle piste, anche dopo, quindi con intrattenimenti, animazione. Noi, sai Piero, abbiamo anche addirittura cantato, siamo il coro dei Senza Vergogna, cantiamo, e abbiamo inciso addirittura dei CD con le sigle della nostra vacanza, delle vacanze che abbiamo proposto in questi anni, e vediamo che abbiamo un'altissima fidelizzazione. Questa è una cosa importantissima, perché nel momento in cui le proposte sono veramente molteplici, sono tantissime, le concorrenze sono veramente molto forti, credo che è importante coccolare il nostro cliente. Noi facciamo questo e abbiamo molta soddisfazione, perché abbiamo una fidelizzazione veramente molto molto forte. Questa è la cosa bella, tra l'altro la gente che sceglie la vostra proposta arriva un po' da tutta Italia. Per avere delle informazioni so che c'è un sito internet. Sì, ma il sito internet è questo appunto del nostro tour operator, che è www.asiagoneve.com, dove si trova la proposta nostra, si vede come si svolge la nostra vacanza, e chi viene con noi, lo devo dire, arriva da cliente e parte da amico. Sapete, ci sono delle persone che sono veramente patite di alcune attività sportive. Già qualche mese fa siamo venuti su Altopiano e abbiamo parlato della possibilità in questo comprensorio di fare delle bellissime escursioni con le mountain bike. Tutto pensavo meno di trovarli anche d'inverno, con dei mountain bike riveduti e corretti, fatti apposta. A dire la verità, è la primissima volta che vedo questi mountain bike, uno con i chiodi e uno addirittura con i cingoli e una specie di scio e il pattino, ecco, il termine giusto è il pattino davanti. Alessandro, è un piacere ritrovarti, ci siamo visti l'estate scorsa quando abbiamo dedicato delle puntate appunto con la mountain bike, e Daniele, che abbiamo avuto modo di conoscere anche qualche settimana fa, parlando invece di ciaspolade, di escursioni con le ciaspe qui sull'altopiano. Voi fate parte sempre naturalmente dell'associazione sportiva dilettantistica Bike Trekking. Raccontatemi di cosa si tratta. Qui vediamo appunto dei mountain bike, questa è la versione invernale per andare in bicicletta sostanzialmente. Esatto Piero, ti ringrazio. Intanto anche quest'inverno abbiamo voluto trasmettere una nuova sorpresa per tutti gli amanti della mountain bike, in particolar modo andare sulla neve con le bike. Come hai detto te, è stata una novità e siamo ben contenti di proporla sul nostro altopiano dei 7 comuni. Qui vedete una bike con il cingolo e con il pattino, è divertentissima da guidare, soprattutto in discesa. E qui c'è il mio compagno Daniele che ha le gomme chiodate. Andiamo con gradi, partiamo con questa, perché diciamo quella quando uno si avvicina vedi i chiodi, ma inizialmente sembra una mountain bike normale. Questa invece è la versione estiva, riveduta e corretta, con i cingoli dietro e con appunto il pattino davanti. Esattamente. È difficile? No, non è difficile, però come ogni cosa bisogna un po' prenderci la mano, e si va per gradi come qualsiasi attività sportiva che facciamo qui sull'altopiano. Questa è una novità soprattutto bellissima per la neve fresca, si fanno dei numeri fantastici, è una cosa veramente divertente e nuova che consiglio a tutti gli appassionati delle due ruote di trasformare la passione in cingolo e pattino questa volta. Allora, abbiamo detto, però questa è la cosa un po' più la cosa particolare, perché comunque vedete anche dalla forma, una curiosità: è una bicicletta normale che poi si adatta anche alla versione invernale, oppure è una bicicletta fatta apposta? No, è una bicicletta estiva che viene trasformata nella versione invernale. Quindi si sostituisce la ruota con il pattino e si montano dietro i cingoli. Qui però dicevamo anche un'altra possibilità, addirittura le gomme chiodate per la mountain bike. Questo tipo di bicicletta, di mountain bike, cosa si può fare invece? Allora, questo invece per le escursioni invece sui classici percorsi che durante l'estate giriamo noi come guide e portiamo i turisti nell'altopiano a visitare l'altopiano. Sugli stessi percorsi abbiamo la possibilità di recarci durante i mesi invernali con questa tipologia di ruota, quindi la ruota chiodata.
E diciamo che la differenza tra uno e l'altro sistema è che mentre il sistema che ha montato la bici Alessandro con lo sci è più portato, come diceva, per la neve fresca, questo invece è più magari sia per la neve fresca, ma soprattutto sui punti ghiacciati dà una sicurezza maggiore. Infatti la stessa frenata, le stesse sensazioni che si hanno durante i mesi estivi si hanno anche durante i mesi invernali, quindi in totale sicurezza senza rischiare anche magari di fare qualche caduta. Ok, a questo punto però bisogna fare alcune precisazioni, perché sennò magari i titolari dei centrifondo drizzano le orecchie e vengono venire i capelli bianchi. Ricordiamo che queste escursioni si possono fare in percorsi ben definiti, non si possono assolutamente fare nei percorsi dove ci sono le piste battute, sia per quanto riguarda gli impianti di discesa, ma specialmente e soprattutto nelle piste dove ci sono battute per lo sci da fondo. Quindi ci sono dei percorsi apposta, l'associazione come di consueto organizza delle bellissime escursioni che noi vi consigliamo. Naturalmente, per avere tutte le informazioni c'è sempre a disposizione il sito internet del consorzio turistico, che naturalmente state già vedendo, ma che ricorderemo anche nel corso della puntata. Grazie e buon divertimento. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Prima però vogliamo un bel saluto dagli amici del bike trekking. Ciao a tutti dal bike trekking. Ci vediamo tra pochissimo. In tanti anni che faccio viaggiando e che sono alla scoperta delle località di montagna, è la prima volta che trovo un maestro proprio solo di snowboard. Daniele Casagrande, anzitutto è un piacere trovarti per parlare di questa attività sportiva. Ma da quando è che ci sono i maestri solo di snowboard? Beh, la terza figura è così che si chiama, la figura dello snowboard, diciamo, maestro di snowboard. È piuttosto recente, i primi corsi per diventare solo maestro di snowboard sono stati fatti all'incirca da 10 anni, non di più. Prima c'erano i maestri di sci che facevano anche i maestri di snowboard, però diciamo che erano forse anche un po' meno preparati rispetto a noi. Il nostro corso dura un anno intero, una volta bastava molto meno. Sì, anche perché diciamo che questa attività negli anni diciamo che ha trovato una dimensione, uno spazio sempre più interessante. Assolutamente, alla fine basta guardarsi intorno, c'è molto più, il bacino di gente che si avvicina allo snowboard comincia a essere importante, c'è molta gente che va con lo snowboard rispetto magari a anni scorsi, negli anni passati, diciamo. Allora, diciamo, ci sono due stili, due tecniche ben precise. C'è chi fa le evoluzioni o il freestyle, bravissimo, mi hai corretto perché come hai visto che stavo arraspando un attimino, e c'è chi invece fa questa attività nelle piste da sci normali. Sì. Fondamentalmente si dividono in due grossi gruppi gli snowboarder. Sono quelli con la tavola e l'attrezzatura hard, scarponi che si avvicinano più al mondo dello sci, e quelli diciamo è più per far curve fondamentalmente. Questa è una classica attrezzatura soft, tra virgolette anche da freestyle, che si usa appunto per fare evoluzioni, è quella che va per la maggiore, diciamo, è un po' meno tecnica, è più divertente, ti diverti in qualsiasi condizione con una tavola così, diciamo.
Altra cosa importantissima, l'abbiamo detto, molto spesso gli snowboardisti, no, molto spesso, diciamo che è abitudine andare nelle piste dove si effettua lo sci da discesa. Sì. Ci sono delle regole da rispettare. Chiaramente, che sono le stesse regole per gli sciatori alla fine. Precedenze, non fermarsi sotto i dossi, fermarsi a bordo pista, moderare la velocità chiaramente. E fondamentalmente sono sempre quelle le regole, il buon senso. A quanti anni che si può avvicinare a questo tipo di attività sportiva? Forse un po' più tardi rispetto allo sci da discesa. Di solito si consiglia sì, leggermente dopo, per chi inizia. 10 anni? Ma anche meno, dai 7-8 anni. Prima difficilmente un bambino riesce ad apprendere. Se riesce a fare qualcosa con la tavola è grazie alle capacità sue proprie. È giusto secondo te prima avvicinarsi allo sci da discesa oppure si può iniziare direttamente dallo snowboard? Dipende sempre dall'età a cui si vuole far imparare il figlio. Se vuoi farlo imparare ad andare con lo snowboard a 4 anni, difficilmente imparerà prima degli 8, voglio dire. Quindi è un po' anche se vogliamo vedere una perdita quasi di tempo. È meglio, se vuoi farlo andare sulla neve presto, è meglio mettergli gli sci all'inizio. Quindi avvicinarsi alla neve, Il modo di scivolare, abituarsi a scivolare sulla neve comunque. Che poi, anche se non c'è molto da spartire tra i due sport, tutto aiuta, voglio dire. Esperienze sulla neve di scivolamento sono sempre utili. Grazie e complimenti. Grazie a voi, arrivederci. In questo nostro periodo di permanenza sull'altopiano non potevamo non incontrare il nuovo presidente del consorzio turistico, nonché vice sindaco del comune di Asiago e assessore al turismo. Allora, vogliamo raccontare, sono già 3 settimane di permanenza in questo comprensorio, abbiamo cercato di raccontare l'altopiano da un punto di vista forse dello sport principe, lo sci da fondo, abbiamo parlato dello sci da discesa, ma anche di una serie di attività nuove come le ciaspe. Abbiamo visto in questa puntata delle persone che vanno con una bicicletta molto molto particolare, strana anche d'inverno, che sembra una cosa particolare, quindi un'offerta turistica a 360 gradi, assessore. Certo, noi cerchiamo di andare incontro alle esigenze della nostra domanda turistica attraverso tutta una varietà di sport, di modalità per poter anche rapportarsi con un territorio che è stupendo, che ha le caratteristiche tali per poter praticare certe tipologie di sport. E questo per noi sport diventa anche motivo di intrattenimento e di richiamo turistico. Un comprensorio che comunque negli anni cerca sempre di rinnovarsi e di rinnovare l'offerta. Sì, gli investimenti che abbiamo messo in campo sono tantissimi, è chiaro che ora ci stiamo concentrando su 2 eventi importantissimi che sono i mondiali master di sci da fondo che avremo nel 2013, avremo fondisti che verranno da ogni parte del mondo per questa competizione e i mondiali assoluti di sport orientamento. Ecco, questo sport, e voglio sottolinearlo, assieme al fondo rispecchia un po' la vocazione del nostro territorio verso un tipo di disciplina sportiva che è certamente in simbiosi con un territorio che non ha dirupi, che non presenta avvallamenti, burroni, ma che si presta proprio ad essere scoperto attraverso escursioni e attraverso anche un tipo di pratica sportiva che ne valorizza proprio gli aspetti più significativi. Ma perché un nostro turista deve scegliere questo comprensorio per una gita fuori porta oppure per trascorrere qualche giorno di vacanza? Perché questo penso sia il comprensorio più bello al mondo, nel senso che noi abbiamo sole per 365 giorni all'anno, non abbiamo montagne elevatissime che producono ombra ed abbiamo la possibilità di intrattenere attraverso una miriade di possibilità di svago i nostri ospiti. È un turismo per le famiglie, è un turismo per i giovani, è una montagna che si apre e che dà respiro e questo è lo slogan che noi abbiamo voluto riproporre nel corso degli anni, che è appunto Asiago, sole, gioia e voglia di vivere.
Per me è un immenso piacere ritrovare gli amici del Corpo Forestale dello Stato. Morena Gallizia, sapete quanto io tengo alla sicurezza, all'aspetto della sicurezza per quanto riguarda la pratica delle varie attività sportive. Lo sci di discesa è uno sport bellissimo, ci sono dei regolamenti che negli anni sono cambiati e ci sono dei comportamenti che è giusto ed è doveroso rispettare, giusto Morena? Esattamente, sì, si sono fatte delle nuove leggi, c'è la legge nazionale che ha definito dei criteri ben precisi, c'è sempre il solito dodecalogo della FIS da rispettare che vige comunque sempre e quindi è giusto divertirsi ma è giusto anche rispettare il prossimo cercando di non creare danni inizialmente a se stessi e poi agli altri. Vogliamo ricordare quelle che sono le regole fondamentali? Le regole fondamentali sono quelle innanzitutto di sciare in base alle proprie capacità, quindi non sopravvalutare le proprie capacità e non voler esagerare, e poi di rispettare il prossimo, di rispettare quelle che sono le piccole regole della sciata in pista, del fermarsi non dietro un dosso, non in zone poco visibili, e di cercare di diminuire la velocità nell'avvicinamento agli impianti sugli sci e soprattutto quando c'è più flusso di utenze. C'è ancora secondo me un po' di confusione per quanto riguarda l'obbligatorietà del caschetto. Il casco intanto per legge è obbligatorio fino all'età di 14 anni, dopodiché è libero ognuno di indossarlo o meno. A mio avviso non sarebbe male se il casco venisse portato da tutti, anche perché comunque il materiale è cambiato, le velocità sono aumentate e purtroppo gli incidenti a livello traumatico sono grossi, possono essere grossi. Tu hai parlato di incidenti, naturalmente è una cosa che non auguriamo a nessuno, ma quando succede un qualcosa, una difficoltà, un incidente, come bisogna comportarsi? Ma sicuramente se succede a se stesso o a qualcuno che si vede in pista, fermarsi sempre e chiedere se hanno bisogno di aiuto. Inizialmente le persone più adeguate sono i maestri di sci che magari sono i primi che possiamo trovare in pista, dopodiché tutte le società impianti hanno i loro soccorritori, che siano dipendenti loro, che siano le forze dell'ordine, pronti a soccorrere l'infortunato. Le forze dell'ordine, voi come Corpo Forestale dello Stato, piuttosto che i carabinieri, piuttosto che la polizia, da molti anni fanno servizio piste. Qual è il vostro impegno, la vostra attività nei campi da sci? La nostra attività è quella innanzitutto della vigilanza, quindi la prevenzione prima di tutto. La vigilanza sia di quello che sono le attrezzature oppure anche gli impianti stessi, le piste che siano in ordine, che non ci siano problemi veramente per le utenze, e poi quella di vigilare sul comportamento delle persone. Se poi dovessimo incorrere in un incidente, il primo soccorso, siamo tutti addestrati appunto a prestare il primo soccorso e dopo ci rivolgiamo anche noi al 118 che poi prosegue le attività. Tu vieni da una scuola da molti anni di gare, hai vinto moltissime competizioni a livello internazionale. Come Morena Gallizia, non tanto Corpo Forestale dello Stato, ma come grande ex campionessa, vuoi dare dei consigli ai nostri telespettatori? Ma innanzitutto divertitevi, cercate di stare all'aria aperta e di divertirvi. Lo sci è un bellissimo sport come tanti altri. Se lo fate cercate solo di farlo rispettando il prossimo e quindi sarete sicuri di trovare delle bellissime giornate e di divertirvi un sacco. Se dovesse succedere qualcosa sappiate che c'è sempre chi vi aiuta. Queste immagini di alcune persone che hanno scelto appunto questo luogo per fare questa pratica sportiva, si stanno divertendo, stanno magari iniziando, si stanno avvicinando. Vogliamo ricordare, l'abbiamo già detto più volte, questo è un comprensorio sciistico molto adatto specialmente alle persone che si avvicinano a questo sport e specialmente è una località indicata per le famiglie e per i più piccoli.
Siamo alle battute finali, vogliamo ricordare anche qual è il sito internet del Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni, che lo vedete naturalmente in sovraimpressione, l'abbiamo visto più volte durante questa puntata. Permettetemi di ringraziare tutte le persone che sono intervenute anche quest'oggi. Alcune informazioni di servizio per quanto ci riguarda, oggi abbiamo qualche secondo in più, quindi permettetemi di ricordare appunto il sito internet di Telechiara, www.telechiara.it, l'indirizzo di posta elettronica se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci qualsiasi informazione è viaggiando@telechiara.it, e naturalmente noi siamo sempre alla ricerca di nuovi luoghi, di nuove mete per scoprire e visitare assieme. E in chiusura voglio ricordarvi anche che questa puntata, come tutte le puntate precedenti, è possibile rivedere su YouTube a partire dai prossimi giorni, selezionando in qualsiasi motore di ricerca il nome e il cognome sottoscritto, quindi Piero Brazzale, oppure Telechiara Produzioni, oppure Viaggiando Viaggiando. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.